morto dissanguato nel suo appartamento. La ferita fatale al culmine di una lite. Si indaga per omicidio. Fermata la fidanzata che ha confessato: mi ha aggredito con il coltello, mi sono difesa. Quinto caso in Italia di suicidio assistito, il secondo in Veneto, ancora una volta nella Marca. Farmaci forniti dall'US2, attesa lunga per l'associazione Coscioni che chiede tempi certi. Una forma di malaria aggressiva che non gli ha dato scampo, così è morto un agronomo di 58 anni di Vigonza. Luigi Bovolenta era da poco rientrato da un viaggio di lavoro. A Tarso, nel Trevigiano, 75enne trovato senza vita nel ricovero animale insieme a un agnellino a cui stava dando il latte, ipotesi monossido di carbonio scaturito da una stufetta. La morte di Alex Marangona, Ring, i genitori chiedono risposte e mostrano le foto dei momenti precedenti al rituale sciamanico dopo il quale il 25enne è scomparso. Elezioni regionali con le tensioni sempre più marcate all'interno del centrodestra. No alla corsa solitaria della Lega, dicono gli spettatori di Ringa. Focus lite tra esponenti del Carroccio e Meloniani. Sono stati consegnati oggi i lavori per il terzo stralcio lungo l'asta del torrente Boite a Cortina. Sul piatto ci sono ulteriori 3,5 milioni per un progetto complessivo di 12 milioni di euro. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito cominciamo con le notizie. In primo piano il 32enne è morto dissanguato nel suo appartamento, la ferita fatale al culmine di una lite. Fermata la fidanzata che ha confessato: mi ha aggredita con il coltello, mi sono difesa. Svolta nelle indagini relative alla morte di Kelly Egbon, il 32enne nigeriano trovato morto dissanguato nel suo appartamento a Schio nella notte dell'Epifania. Disposto il fermo per la compagna 36enne connazionale indagata per omicidio pluriaggravato. La procura aveva aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti, poi la svolta a distanza di 24 ore dopo un lungo interrogatorio. A trovare Kelly Egbon privo di vita in una pozza di sangue, la presenza di una ferita da taglio all'arteria femorale in una gamba, i soccorritori e i carabinieri di Schio intervenuti nell'appartamento di Piazza Garibaldi a pochi passi dal Duomo. Secondo le prime dichiarazioni fornite dalla donna, che al momento dell'intervento dei militari era nell'appartamento, i due avevano consumato in serata delle birre in un locale e una volta rientrati a casa, mentre lei si stava cambiando, avrebbe sentito un forte urto proveniente dalle sue spalle, notando il compagno riverso sul tavolino in vetro completamente frantumato, con una forte fuoriuscita di sangue dalla gamba che aveva tentato di tamponare. Versione che non avrebbe convinto gli inquirenti. Il medico legale, in seguito al sopralluogo, ha confermato la presenza sul corpo della vittima di un'unica lesione sulla coscia e la conseguente emorragia, riconducibile però ad un'arma da taglio e non a frammenti o cocci di vetro. I militari nell'appartamento avevano trovato all'interno del cassetto della cucina una lama separata dal manico, sporca di sangue, compatibile con la lesione. Ieri il lungo interrogatorio e alla fine la confessione da parte della donna, che ha ricostruito l'accaduto dicendo che al culmine di una lite l'uomo, con precedenti in materia di droga, in stato di ebbrezza l'avrebbe aggredita colpendola con degli schiaffi e poi tentando di colpirla con il coltello, ma senza riuscirci. Di qui, nel tentativo di difendersi, avrebbe afferrato il coltello, poi la colluttazione, la ferita alla gamba rivelatasi fatale. A quel punto la telefonata ad un conoscente della vittima, poi avrebbe riposto l'arma nel cassetto in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Confessione che andrebbe a coincidere con gli accertamenti svolti. La donna è stata portata in carcere a Verona. Fine vita, quinto caso di suicidio assistito in Italia, il secondo in Veneto. Nel Trevigiano. Vittoria, 72 anni, ha atteso 8 mesi per avere il via libera dall'azienda sanitaria con la conferma dei requisiti. L'associazione Luca Coscioni, che ha seguito il caso, chiede ora tempi certi. Prigioniera del mio corpo, ho bisogno di pace. Amo la vita, ma da troppo tempo la mia non è più davvero vita. Di notte in sogno io camminavo ancora. Ho sempre amato camminare. Ora sono troppo stanca per risvegliarmi ogni mattina e trovarmi bloccata dentro un corpo che non riconosco più e che è diventata una tortura continua. È il messaggio che Vittoria, nome di fantasia, 72enne trevigiana, affetta da sclerosi multipla da 20 anni, ha voluto lasciare dopo la morte tramite suicidio medicalmente assistito. Era una donna che attendeva quella risposta, atteso per 8 mesi, a seguito della richiesta che ha fatto all'azienda sanitaria, e proprio nel momento in cui ci ha dato mandato anche per procedere per via giudiziaria e c'era la prima udienza
a dicembre, l'azienda sanitaria ha risposto riconoscendo tutti i requisiti, quindi la sussistenza delle condizioni previste dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato. Il caso di Vittoria è il quinto in Italia, il secondo in Veneto. È la seconda volta che l'US2, marca trevigiana, dopo il caso di Gloria nel 2023, ha fornito tutto il necessario per l'autosomministrazione del farmaco, ma non ha individuato dei medici che su base volontaria assistessero Vittoria nella procedura. Aiutata quindi da Mario Riccio, medico anestesista, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. 8 mesi per una persona in quelle condizioni che reputa intollerabile la propria sofferenza sono tantissimi, diventano una tortura. È importante evidenziare che una normativa regionale interverrebbe affinché non ci siano 8 mesi di attesa. Dall'US2 solo poche righe dopo la morte di Vittoria. Per massimo rispetto della famiglia a cui l'azienda è vicina ed esprime le più sentite condoglianze, non saranno divulgate informazioni in relazione al caso, che ha seguito l'iter procedurale previsto dalla Corte Costituzionale. Dall'associazione Luca Coscioni, dopo il caso, la richiesta di una legge nazionale che fornisca tempi certi a chi vive nella sofferenza. Presto una legge nazionale che vada a eliminare anche le discriminazioni che sono rimaste in questo momento. Immaginiamo i malati che hanno tutte le condizioni ma non possono autosomministrarsi quel farmaco, rimangono prigionieri, appunto come scriveva Vittoria, con la sua famiglia che gli è stata vicino fino all'ultimo momento. Muore di malaria dopo essere tornato dal viaggio di lavoro in Africa. La vittima è un 58enne di Vigonza, si tratterebbe del secondo caso in Veneto. Una forma di malaria aggressiva che non gli ha dato scampo. Ha cominciato a sentirsi male nei giorni di Natale. Luigi Bovolenta, il 58enne di Vigonza, è morto in ospedale a Padova lo scorso 6 gennaio. L'agronomo era tornato il 19 dicembre dal Gabon, dove era stato per lavoro. Era un valutatore per la gestione forestale sostenibile per un organismo internazionale. I suoi viaggi nel bacino del fiume Congo erano frequenti. Le sue condizioni sono peggiorate il giorno di San Silvestre ed è stato poi trasferito nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera di Padova. Si parla di malaria cerebrale, che è la forma più grave di malaria e che è quella che purtroppo si accompagna anche a un maggior numero di decessi. Circa il 10-20% dei casi di malaria cerebrale sono casi fatali e in un altro 20-25% dei casi si hanno dei reliquati. La malaria non c'entra niente con la febbre del Congo, diciamo, è direi la parassitosi più diffusa nel mondo e soprattutto nelle aree dell'Africa, nelle aree subsahariane. I sintomi erano comparsi subito dopo il rientro in Italia. La diagnosi è arrivata attraverso i test medici che hanno confermato l'infezione. L'azienda ospedaliera ha inviato la relazione alla Regione Veneto e al Ministero della Salute. Gli esperti ricordano l'importanza della profilassi. La profilassi sicuramente è un dispositivo che abbiamo a disposizione che ci permette assolutamente di ridurre l'incidenza delle forme di malaria. Ovviamente alle volte può non essere sufficiente. L'importante, e questa è una raccomandazione che faccio in generale, è che chi torna dall'Africa o comunque da paesi dove sappiamo esserci endemica la malaria, si ricordino di questa cosa e si ricordino di dirla sempre ai medici con i quali vengono in contatto nel caso appunto di presenza di sintomi. I funerali di Luigi Bovolenta si svolgeranno sabato 11 gennaio alle 11 nella chiesa di Vigonza, dove il professionista molto stimato viveva con la famiglia, la moglie e i 2 figli. La morte di Luigi Bovolenta per malaria segue di appena un mese quella del trevigiano Andrea Poloni, 55enne, deceduto per complicazioni della medesima infezione dopo essere stato nella Repubblica del Congo. Tragico ritrovamento questa mattina a Tarsu, il corpo di un uomo con vicino un agnellino, anch'esso privo di vita, trovati all'interno di un edificio adibito a ricovero animali e attrezzature agricole. Angelo Franceschet, 75 anni, sarebbe stato vittima del malfunzionamento di una stufetta che avrebbe saturato di monossido il locale dove si trovava con l'agnellino. A dare l'allarme ai carabinieri alcuni conoscenti che non l'avrebbero visto tornare ieri sera nella sua casa di Conegliano. Angelo era molto conosciuto a
Tarso, dove per una vita era stato il barbiere del paese. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, i vigili del fuoco di Conegliano e il personale del SUEM 118. Morte di Alex Marangon all'abbazia di Vidor a Ring. I genitori chiedono risposte e mostrano le foto dei momenti precedenti al rituale sciamanico. Non è possibile che dopo quasi 7 mesi, quasi 7 mesi non ci siano risposte. La mancanza di risposte, l'esito degli esami tossicologici che ancora non c'è. Ospiti di Ferdinando Abarino a Ring, Sabrina Bossere, Luca Marangon, genitori di Alex, il 25enne che ha perso la vita a fine giugno all'abbazia di Vidor, chiedono di sapere come è morto loro figlio. Non siamo riusciti a parlare con investigatori e procura, un'attesa estenuante, dicono, come estenuante è la ricerca della verità. I Marangon ripercorrono quei giorni, la scomparsa di Alex, le ricerche, le indagini. Non hanno fatto test sui partecipanti, che il giorno che noi siamo arrivati Luca gli ha detto: non lasciateli la via, fategli degli esami anche a loro. Quando noi abbiamo detto: guarda che si usavano queste sostanze qua, li fate andare via, puntano solo su Alex. Cosa vuol dire? Che Alex ha preso questa sostanza e non, ha dato di matto, si è buttato giù come loro volevano far credere. Ma se allora sul piatto della bilancia mettono anche qualcun altro che ha preso questa sostanza e può avergli fatto del male. Mostrano la foto dell'interno dell'abbazia in cui stava per svolgersi il rito sciamanico. Vorrei capire dove sono finiti tutti quei secchi, tutte quelle bottiglie, tutte quelle cose che hanno usato. Io vorrei capire se chi ha investigato li ha trovati, perché se le trovavano tutte quelle bottiglie, tutti quei secchi, trovavano anche tutte le prove. Erano 4-5 persone quindi al massimo. sono rimasti a tutti cercarlo, a cercarlo. non a gruppi o tutti, o a intende dire. massacrarlo. Mamma e papà ne sono convinti, nessun suicidio, qualcuno la morte di Alex l'avrebbe provocata per poi coprire tutto. Hanno proprio fatto una bella messa in scena, con proprietario seduto sul divano, con il figlio che correva in bicicletta e mentiva sopra il materassino. Il medico dell'obitorio si è sbilanzato quando siamo andati a riconoscere il corpo e ci ha detto che assolutamente non era un corpo che è stato 3 giorni in acqua. Quindi vuol dire che è stato deposto dopo. 7 mesi senza risposte per non far emergere, dicono Luca e Sabrina, verità scomode. Secondo me c'è gente importante che si vuole proteggere. Gente importante, non erano ragazzi, lui era l'unico ragazzo lì. Vabbè, io so che cioè noi tutti adulti e anche di una certa posizione. Certo. Esatto. Chi partecipava, io dico parlate, perché comunque non venite indagati. Aiutateci ad arrivare alla verità. Aiutateci. E inizierà il 27 marzo il processo all'ex assessore comunale Renato Boraso. Inchiesta Palude. Richiesta di rito immediato per i 4 indagati, tuttora gli arresti domiciliari, tra cui l'ex assessore Renato Boraso. Secondo la Procura di Venezia ci sono elementi sufficienti per andare direttamente a processo il 27 marzo, saltando l'udienza preliminare. Compariranno dunque davanti ai giudici, oltre a Boraso, gli imprenditori Fabrizio Ormenese, residente a Jesolo, Francesco Gislon, residente a Montebelluna, e Daniele Brichese, residente a Favaro, come l'ex assessore. I loro avvocati avranno 15 giorni di tempo per chiedere l'eventuale ammissione al patteggiamento a rito abbreviato, che nel caso di condanna prevede lo sconto di 1/3 della pena. Nelle scorse settimane ci sono già stati alcuni contatti tra i legali e i PM che coordinano le indagini, Baccaglini e Terzo, ma al momento non risultano accordi. A Boraso gli inquirenti contestano il reato di corruzione in relazione a somme di denaro che ha incassato tra il 2022 e il 2023 sotto forma di consulenze immobiliari fatturate dalle sue società, tangenti però, secondo la Procura. Secondo la ricostruzione dell'accusa, inoltre, Boraso sarebbe addirittura arrivato a intimidire la responsabile delle opere idrauliche del comune. L'inchiesta vede indagato con l'ipotesi di corruzione anche il sindaco Brugnaro in relazione alla vicenda dell'area dei Pili. Insieme a lui anche i suoi più stretti collaboratori, il capo di gabinetto e direttore generale di Cafarsetti Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Tutti chiamati a rispondere di corruzione anche in relazione alla cessione di Palazzo Papadopoli e a Ching, con una riduzione del prezzo iniziale d'asta avvenuta tra il 2017 e il 2019.
La politica, elezioni regionali con tensioni sempre più marcate all'interno del centrodestra. Vediamo. Sono particolarmente soddisfatto del risultato, che non mi stupisce, perché io in qualsiasi contesto mi trovi a discutere anche di questo tema, io sento solo veneti che mi dicono: non dovete dividervi, state assieme. Soddisfatto, ma non certo sorpreso, il senatore Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, dall'esito del sondaggio presentato a Ring, nel quale si chiedeva ai telespettatori di esprimersi sulla possibilità di una corsa in solitaria della Lega alle prossime elezioni regionali. Il 66,2% ha votato no all'ipotesi, che sta prendendo piede nelle ultime settimane, contro un 33,8% che si è invece detto favorevole. Il segnale di un vento che sta cambiando, un messaggio certo rivolto al Carroccio e destinato ad infuocare un clima nella coalizione di centrodestra non così pacifico. Tensioni emerse anche nel salotto di Focus tra Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, esponente della Lega da una parte, e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio dall'altra, ospiti del direttore Luigi Bacialli. Mi sembra che avete più paura voi che noi corriamo da soli, perché se noi che siamo così scarsi, se i cittadini veneti vogliono Fratelli d'Italia, faremo delle primarie alle urne e se vincete siete più bravi, mi sa che magari, sai, un po' di pauretta l'avete, ma se non avevate Vannacci alle europee, stasi di casa tutti. Ma la tensione non si placa nemmeno quando si discute di terzo mandato, con un confronto alquanto acceso questa volta tra Formaggio e il segretario provinciale della Lega di Treviso Dimitri Coin. Io lo trovo una discussione stucchevole e non dovrebbe neanche esserci il limite dei mandati. Bisognerebbe togliere anche, che il Consiglio regionale avesse anche la forza di togliere il limite per gli assessori. Ma aspetta, ma posso esprimere un concetto indipendentemente da chi l'ha messo? Io non sto facendo il tifoso. Nonostante da entrambe le parti si continui ad invocare un centrodestra unito alle urne, le distanze tra Lega e Fratelli d'Italia su terzo mandato e soprattutto sul nome del candidato da presentare alla presidenza sembrano aumentare sempre più. Il cammino che porterà al voto, insomma, sembra segnato da un dialogo tutt'altro che facile. Non mi piace vedere il centrodestra litigare, che credo sia un sentimento comune. Ancora alla cronaca, soldi nei pannolini della nipote, cocaina nei portasorprese degli ovetti di cioccolata, denunciato e scoperto uno spacciatore di origine albanese. Un cittadino albanese privo di regolare permesso di soggiorno è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Pordenone dopo che è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e circa 22.000 euro in contanti. L'uomo era stato fermato dalle Fiamme Gialle di Pordenone ad un posto di blocco. A seguito di un controllo dell'auto dove si trovava a bordo l'uomo, dietro una bocchetta dell'aria è stato trovato un portasorpresa di ovetti di cioccolato con all'interno 7 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi. Lo spacciatore è stato anche trovato in possesso di oltre 2.000 euro di banconote di piccolo taglio. La Guardia di Finanza di Pordenone, assieme ad un'unità cinofila trevigiana, hanno proceduto a perquisire l'abitazione dell'uomo in provincia di Treviso. All'interno della casa sono stati scoperti circa 20.000 euro avvolti in 4 pannolini che erano stati gettati nel cestino del bagno. Dopo il sequestro della droga e del denaro, l'uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Violento incendio nella notte all'ex agriturismo al confine tra Bassano e Rosà. Le fiamme hanno reso la struttura inagibile. Le fiamme nella notte si sono alzate intorno alle 2:30, un rogo violento che si è divorato l'ex agriturismo Arianna in via del Carmine al confine tra Bassano e Rosà. A dare l'allarme la famiglia Fantinato che viveva in un'ala di questo stabile che l'incendio ora ha reso inagibile. Questa notte qui in via del Carmine a Rosà sono arrivati i vigili del fuoco, oltre che dal distaccamento di Bassano del Grappa, anche da Vicenza Schio e i volontari di Tiene. Le fiamme sarebbero partite dal portico esterno dove si trovavano parcheggiati diversi mezzi agricoli d'epoca. Poi si sono propagate molto velocemente anche all'interno dell'edificio, una struttura di circa 400 metri quadrati. Lo stabile è una struttura che c'è molto legno, di soppalchi in legno, quindi anche questo ha portato questa velocità della propagazione dell'incendio. Le temperature sono state elevate perché il carico di incendio era abbastanza importante, quindi avevamo parecchie attrezzature agricole con trattori, macchine d'epoca, moto
e quindi l'incendio è stato abbastanza aggressivo. A rendere la situazione ancora più rischiosa la presenza di alcune bombole di GPL all'interno del magazzino. C'erano delle bombole di GPL che sono state portate all'esterno dai colleghi che sono intervenuti questa notte, però non escludiamo nessuna pista attualmente. I vigili del fuoco, i carabinieri, sono infatti a lavoro in queste ore per fare luce sulle cause dell'incendio. Le cause le stiamo adesso verificando noi col NIA di Vicenza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, molto scossi i componenti della famiglia Fantinato che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Sul posto sono arrivati alcuni parenti e qualche amico per dare una mano nel tentativo di recuperare qualche indumento e degli effetti personali. La morte di Giordano Sanginiti, studente di medicina, ha chiesto il rinvio a giudizio per 2 funzionari di Veneto Strade. Sarà il GUP del Tribunale di Padova a decidere il 4 febbraio prossimo se 2 funzionari di Veneto Strade dovranno andare a processo per la morte di Giordano Sanginiti. Ironia della sorte, era il 4 febbraio 2023 quando lo studente di medicina che viveva a Mirano nel Veneziano con la famiglia, mentre percorreva con la sua moto la strada 308 del Santo, ha perso il controllo del mezzo dopo essere finito in una buca ai confini tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego. Un incidente che non gli aveva lasciato scampo. Da subito i genitori avevano chiesto giustizia e si erano affidati allo studio 3A. A quasi 2 anni dalla morte, la perizia disposta dal tribunale ha stabilito che lo studente indossava regolarmente il casco e percorreva la strada a una velocità consentita. Nel mirino quindi proprio una maledetta buca che infatti pochi giorni dopo Veneto Strade aveva provveduto a rattoppare lungo la strada posizionando cartelli segnalatori fino a quel momento mancanti. I 2 funzionari, un 39enne di Zelarino e un 61enne di San Donà di Piave, sono accusati di omicidio stradale. Speedline di Santa Maria di Sala, nominati 3 commissari dal Ministero del Made in Italy. È arrivata la notizia della nomina di 3 commissari straordinari per l'amministrazione di Speedline. I 3 commissari nominati dal Ministero del Made in Italy, oltre al dottor Maurizio Castro, già operativo in azienda, si aggiungono altri 2 professionisti. Si tratta del commercialista e avvocato siciliano Giovanni Patti e il professore di diritto costituzionale Alfonso Celotto. Notizia questa della nomina di 3 commissari che sorprende e sconcerta i sindacati. Ecco il perché. Non nascondiamo, ci ha colto un po' di sorpresa in quanto immaginavamo tutti che ci fosse una scelta in continuità col commissario giudiziale che era Maurizio Castro. La scelta della triplice nomina probabilmente giustificata come mossa strategica per rilanciare l'azienda dei cerchi in Lega e tutelare i posti di lavoro, per i quali i sindacati chiedono ora una immediata convocazione in regione. Il primo obiettivo che noi abbiamo, ci stiamo già lavorando in queste ore, è la convocazione del tavolo in regione per richiedere la cassa integrazione straordinaria. Ricordiamo che i lavoratori sono a casa già da 2 mesi senza l'approvazione della cassa, quindi con uno stipendio assolutamente risicato. Il giorno 7 hanno ripreso a lavorare con l'utilizzo comunque di ammortizzatore sociale in maniera molto importante. Non essendo approvata ancora la cassa integrazione, non hanno ancora la retribuzione della cassa corrente né quella degli arretrati. Consegnati oggi i lavori per il terzo stralcio lungo l'asta del torrente Boite a Cortina. L'attesa è finita. Entro la fine dell'anno, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, i lavori di consolidamento dell'asta del torrente Boite a Cortina potranno dirsi completati. Oggi la consegna del terzo stralcio delle opere. Si tratta di circa 3 milioni e mezzo di euro di investimenti che vanno a sommarsi agli investimenti già realizzati sempre sul Boite e sempre in territorio di Cortina d'Ampezzo nel primo e secondo stralcio e che portano gli investimenti totali a circa 12 milioni di euro. L'intervento riguarda la zona a monte del Ponte Corona e del Ponte Chiesa, a prosecuzione dei lavori di sistemazione delle sponde destra e sinistra già realizzati. Con l'occasione verranno innalzati gli argini di circa 50 centimetri, verrà abbassato il fondo dell'alveo di circa 1 metro per consentire il transito in sicurezza di una piena centenaria
e verranno integrati negli argini che verranno appunto realizzati dalla Regione anche le spallette del nuovo ponte di cui si occuperà poi dopo il Comune di Cortina. Il Comune si occuperà degli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi che incidono sulle aree e fornirà il materiale inerte necessario per la realizzazione delle piste di cantiere nell'alveo del Boite. Continua così l'opera di messa in sicurezza del territorio disposta dall'assessorato per il dissesto idrogeologico della Regione Veneto, che negli ultimi anni ha avviato ben 2500 cantieri in tutto il Veneto. Ed è stato boom di presenze per il Natale quest'anno a Caorle. Si è appena concluso e già si pensa alla prossima edizione. A Caorle grande successo per l'evento delle Epifanie prima di Natale, che ha richiamato l'arrivo di oltre 500.000 di visitatori arrivati da tutta Europa, in particolare da Austria e Germania, insieme naturalmente a tanti italiani. Boom anche di prenotazioni alberghiere, specie a Santo Stefano e Capodanno, dove si è registrato il quasi tutto esaurito e con giornate che hanno fatto registrare picchi negli accessi alla città paragonabili a Ferragosto. Caorle Christmas Time, con il programma ricco di eventi per adulti e bambini, si è tenuto nel cuore del centro storico. Successo per il villaggio dei pescatori e per il Grinch, l'anima green dell'evento, con l'albero di Natale che si accende a pedali e ha portato la città all'attenzione nazionale. Quindi la ruota panoramica, il mercatino natalizio, la danza delle meraviglie. Appuntamento a dicembre 2025. E si chiude così questa edizione dei telegiornali, subito dopo di noi il meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti e l'augurio di una buona serata. Arrivederci.